Mio fratello era la mia vita, ero nata prima di lui, desideravo tanto avere un fratellino. Avevo scritto anche a Babbo Natale perché esaudisse questa mia richiesta. Gregorio era solare, sorridente, ne aveva affrontate tante e dopo la malattia era sempre in compagnia del suo bulldog, regalatogli da noi proprio perché si riprendesse dopo le lunghe cure. Era un ragazzo sportivo e amava le moto. Ora siamo straziati dal dolore. Così dalla casa di Via delle Macchine a Spinea la sorella di Gregorio Bertoli, morto a soli 16 anni qui lungo l'asfalto di Via Seggiano, mentre in sella alla sua moto di piccola cilindrata si è scontrato nel violentissimo tamponamento contro un SUV all'angolo con Via Cecco Angiolieri il 29 gennaio dopo le 21. Con lui anche un'amica sua coetanea rimasta ferita ma non grave con la dinamica dell'incidente ora al vaglio della Polizia Municipale di Venezia. Oggi con le macchie di sangue ancora visibili, tra i segni gialli dei rilievi, qualcuno tra i residenti ha acceso un cero. Sabato 1 febbraio alle 10:30 all'addio nella sua spinea nella chiesa di Santa Bertilla. Immenso lo sconforto e lo sgomento delle due comunità, quella di Spinea dove Gregorio era nato e cresciuto, con l'amministrazione comunale che si unisce all'immenso dolore della famiglia. Dobbiamo veramente anche come amministrazione fare una riflessione, soprattutto su quando succedono queste cose, perché una vita spezzata di un giovane ragazzo di 17 anni assolutamente non doveva accadere una cosa del genere. Dolore anche a Chirignago Zelarino, luogo della tragedia dove Gregorio aveva frequentato le medie dei Salesiani prima di iscriversi alle superiori ad un istituto professionale a Milano. Oggi c'è stata la consegna proprio all'Istituto dei Salesiani delle borse di studio e hanno commemorato la tragedia che è successa a Gregorio con un minuto di silenzio. Lì presente c'era la mia consigliera delegata Elisa Bracceschi ed è stato un momento difficile e tragico.